Coraggio Italia, il nuovo soggetto politico fondato da Luigi Brugnaro, parte con 24 deputati e 7 senatori, provenienti principalmente da Forza Italia, circa una dozzina, ma qualcuno anche dai 5 Stelle e dalla Lega, cui si sommano i parlamentari che avevano già aderito a Cambiamo di Giovanni Toti. Alla Camera dei Deputati ci sono già i numeri per formare un gruppo parlamentare, il cui capogruppo è il padovano Marco Marin, che alla presentazione del partito in una sala di Montecitorio siede accanto al sindaco di Venezia e al presidente della regione Liguria. Noi siamo ovviamente una forza alleata del centrodestra, questo è evidente, ma che sosterrà lealmente questo governo e ci mettiamo a disposizione per fare un lavoro sul territorio. Il gruppo a me serve per avere quella credibilità verso i cittadini che capiscano che non siamo tutti quanti allo sbando, che qualcuno sta pensando al futuro dei bambini. Vogliamo lavorare sul territorio, ma è difficile farlo senza una credibilità di un gruppo parlamentare. Adesso c'è un gruppo parlamentare che è forte, che tanti dicevano che non era possibile fare, l'abbiamo fatto attraverso queste persone coraggiose. Brugnaro si aspetta e si auspica un ritorno alle urne per le elezioni politiche alla scadenza naturale della legislatura nel 2023. C'è adesso questo grande piano di investimenti pubblici, senz'altro ce ne occuperemo, se ne occuperà il gruppo, i gruppi che sicuramente verranno costituiti anche al Senato. Io penso che arriveranno senatori ancora con noi, perché hanno capito che non è uno scherzo e noi lasciamo libere questo tipo di interventi, perché pensiamo che più forti siamo. Le porte sono aperte, questi sono i costituenti, ma siamo aperti ad altri inviti. E l'appello è sincero, non siamo contro nessuno, ringrazieremo sempre tutti per quello che hanno fatto, ma la politica è futuro.